Ve l'avevamo pronunciato nel corso del nostro telegiornale, la grande serata della Web Zesteco Cividale oggi per la gara 5 contro Vigevano. Ci sposteremo all'interno del palazzetto per questa finalissima che decreterà il vincitore, che la porterà direttamente alla Serie A2. Un palazzetto, come vedete anche dalle immagini che vi sta facendo vedere Francesco Snidero, pieno zeppo di persone. Ci sono 2500 oggi per questo appuntamento con la storia. Sentiamo un po' allora i protagonisti, alcune persone che sono qui venute nella clubhouse di Cividale. Allora, lei come si chiama? Alessandro Zaccheli, sono il vicepresidente della squadra, aiuto Davide in questo progetto fantastico. Io avevo cominciato con Davide nel 99 in Snyder, abbiamo fatto 10 anni in Snyder, ero vicepresidente anche lì. Davide mi ha chiesto una mano e gliela do. Sono 2 anni che È stato già ricompensato praticamente. Ma sì, ma è bellissimo, perché Davide ci mette passione, una passione enorme, no? E ha bisogno anche di avere vicino delle persone fidate, amici che gli danno una mano. Il progetto è fantastico e ha ancora un percorso in futuro, no? Secondo me riusciamo a fare ancora altre belle cose. Gli sponsor li abbiamo visto prima Luci con la Gesteco, oggi arrivano un po' tutti, durante l'anno siamo un po' meno, si soffre molto di più. Però siamo arrivati al momento finale, no? Quindi proviamo a darci dentro e vediamo un po' che succede. Senta, è riuscito a parlare con i giocatori, con il mister, come sono, con il coach, come sono? Sì, ieri hanno fatto allenamento, ma chiaramente fanno cose leggere, fanno un po' di tiro, concentrati, belli duri al pezzo. Partita difficile, non è una passerella, questa è una partita. Quindi loro sono tosti, loro sono più esperti forse. Noi siamo più atletici e poi i 2 coach dovranno cercare di mischiare le carte e vedere che succede, no? Noi ci contiamo, però serietà assoluta e consapevolezza. Infatti Davide è andato dentro. Infatti Davide ci ha abbandonato, no? L'abbiamo sentito nel corso del nostro telegiornale, ma adesso ha lasciato perché ha detto non sono teso, è una partita come le altre, non ci credo proprio, no? No, questo è un momento importante. L'abbiamo preparato al meglio, la squadra, la società, gli sponsor, tutti. Abbiamo 120 sponsor che ci seguono, tanti VIP o persone importanti, ma anche persone normali che vengono col tamburo e suonano qua per 2 ore dopo la partita, no? Quindi si è creato un clima quasi da mondiale, no? Ecco. Quindi adesso lascio agli altri e vado dentro. Sì. Anche perché lei soffre un po' la tensione. Non è normale, no? Chi non è mai mancato una partita, Gemo. Sì. Gemo. Bene, accidenti. Immagini, noi raggiungiamo il massimo, perché da tempo, da sempre, anche se io sai benissimo, ho fatto 30 anni come Coni, eccetera, quindi va bene. Però il fatto stesso che finalmente anche il basket sia a grossi livelli, soprattutto finalmente soprattutto qui, vediamo quanta gente c'è qua. Qui non è mai successo che una città sia viva così, naturalmente parlo di Cividale, e quindi ci auguriamo, perché avere 2 squadre in Serie A2 che va al massimo, non accidenti. Poi il basket, sappiamo, il basket è uno sport travolgente, sappiamo benissimo, no? Che basta vedere l'ultimo secondo cerchiamo, quindi oggi sicuramente spacchiamo tutto, lo dico io al posto. Forza Gesteco e sicuramente avanti. Allora, ci ha raggiunto anche Stefano Ballo, che è ex sindaco di Cividale. Vedere questa partita adesso è orgoglioso, rivedere 2 anni un progetto che è già decollato, una cosa incredibile. Ma è una cosa che dà grande soddisfazione, credo, alla città di Cividale, ma a tutto il nostro Friuli. Cividale in questo momento guarda evidentemente a questa giornata con la soddisfazione di chi ha saputo credere in un progetto che ha fatto sì che nell'arco veramente di pochissimo tempo questo luogo potesse diventare ciò che oggi vediamo. Cioè non era niente, fino a 2 anni fa non era niente. Era, come dire, una... voi ci avete scommesso. Era una scommessa credo che oggi l'amministrazione di Daniela Bernardi può dire essere sicuramente vinta. Ecco, adesso le andrà a vedere la partita? Assolutamente. Le ha viste le altre? Abbiamo già avuto modo di divertirci in questo ambito, ma anche di seguire le dirette che spesso appunto sono state proposte. Sì.
Quindi insomma il basket riesce a accomunare le passioni di tutti, insomma, no? Il basket, lo sport, ma soprattutto questa marea gialla oggi credo sia la dimostrazione che le famiglie, e i giovani e quanti credono insomma, in questi valori possono trovare anche a Cividale insomma, momenti di grande divertimento. Allora, lascio andare a prendere il suo posto, Ballock. Grazie In assoluto mille. la ringrazio, noi intanto proseguiamo il nostro viaggio. Allora di qua c'è la Clubhouse dove di solito arrivano gli ospiti direttamente, ci hanno raccontato che non era niente questo stabile fino a poco tempo fa, è rinato nel solo l'arco di 2 anni. E cerchiamo di incrociare un po' anche qualche ragazzo, magari che ci può anche lo intervistiamo, no? Un'altra È intervista. ecco, è un'altra intervista, questa è la prima per noi. Periodo. È contento della festa che si sarà qua dentro, più una festa che Speriamo di sì, speriamo di portarla a casa. tifoso di basket da quando? Da quando c'è la Gesteco, facciamo così. Ah, ecco. Siamo onesti. E da quella volta si è appassionato. No, tifoso Gesteco da quando c'è la Gesteco, basket lo si guarda come lo sport in generale. Lui è l'esperto di basket, Oh, prego. andiamo a sentire allora l'esperto di... Cestista vero. È il cestista vero, ex cestista, vabbè insomma. Allora, devi dirci da ex cestista o da esperto chi deciderà la partita, dove si decide? Ma Sotto il canestro oppure le guardie? no, Oppure... secondo me da fuori però, perché insomma almeno mi sembra che in questa serie sia andata abbastanza così, nel senso che Quindi tiri da 3, sì, questa è la mia idea, poi vedremo insomma. giocatore che potrebbe risultare decisivo per la Gesteco. Se dico da fuori direi Rota, però penso anche Battistini che possa essere insomma decisivo. C'è questa maglietta qua che l'hanno ideata, che abbiamo scoperto che è un simbolo praticamente, accomuna tutti quanti, significa territorio, è diventato un modello per tutti, cioè vai a dormire con questa. No beh, però insomma sì, chiaro, l'Aquila da Friulano è un simbolo ovvio, che va oltre Cividale, no? Perché insomma non è il simbolo di Cividale ma sicuramente è il simbolo del Friuli, ecco, questo è sicuro. Allora, dove sarai seduto sugli spalti? Qua, sopra la curva. Sopra nel catino, sai che ci sono 50 gradi più o meno. Sicuro, lo so bene. Sono preparato. È un momento importante. Oh, ecco, abbiamo con noi anche un esperto di ciclismo e di calcio, ma anche di basket. A questo Io punto, guarda, Elio Meroi. ciao caro, guarda che io negli anni 70 ho partecipato a uno dei primi corsi di preparatore regionale che era il tesserino per poter allenare il pallacanestro. Dunque. Si scopre qualcosa che neanche io lo conoscevo e non mi hai mai raccontato. No, ma comunque senti, nei tempi nella squadretta che giocavo io avevo Ezio Riva, Giovanni Piccin che è stato... Nomi cioè, di Insomma, primaria importanza. sì, comunque siamo questa sera per tifare Gesteco e... Manca solo la maglia. Vabbè, non Non ce n'è, lo no, non posso ce n'era, prestare. la tua non me la dai. Comunque perché ti fare Gesteco? Perché è importante Allora, fare ti dico una cosa, innanzitutto la famiglia Lucci e Adriano abita a Povoleto, siamo molto amici e si è creato questo gruppo di amici che vengono a seguire questa squadra, ma poi anche per Michalis che è stato bravissimo a allestire questa squadra, a creare questa situazione, insomma se stasera tocchiamo ferro, adesso andare bene, insomma 2 squadre in Serie A2 la provincia di Udine, insomma è una gran cosa. Lei Meroi ha avuto a che fare anche con calcio femminile con tante squadre magari che militavano in A2, in B, eccetera. Si può arrivare magari anche a un gruppo, a qualcosa di unito un domani, insomma. Ma in che senso? Qualcosa di unificato, insomma. Ecco, Ma qualcosa tra di- degli sport Sì, esatto. è difficile perché sai, oggi mantenere delle società che giocano a un certo livello se non hai delle spalle solide è molto molto difficile. Secondo me lo sport soffre un po' di questo e per questo che oggi vediamo un sacco di gente che fa dello sport per conto suo, lo sport individuali, bicicletta soprattutto, insomma io ne vedo tantissimi in giro, sempre di più. C'è la gente che vuole fare attività, vuole fare sport, però quando ci sono queste occasioni tipo partite di basket o l'Udinese chiaramente che insomma è la nostra squadra, allora lì c'è un momento di aggregazione, un momento molto importante. È una bella festa questa. Una bella festa, sì, senz'altro io penso anche per Cividale, insomma il fatto di trovarsi in questa situazione, questa possibilità di andare in Serie A2, insomma anche per la Facciamo ferro, no? Tocchiamo ferro, ora difatti non mettiamo il carro davanti ai buoi, ecco, eventualmente
alla fine vedremo cosa si potrà dire. Bene, grazie Grazie a a te. Emanuele, grazie mille. Allora, se mi segue, ecco, vedo che Francesco Snidero mi segue, magari sentiamo anche qualche ragazza che è qui a vedere la partita. In questo momento, no, ma non ci sono problemi, giusto per sapere il tifo che accomuna le donne, insomma, per questa partita. siamo agguerritissime. No, venga qui anche lei, sì, perché dire Forza Zesteco è troppo... Venga e lo dico qua davanti al microfono, che è la cosa più bella. Serve vincere. Facciamo un tifo sfrenato. Sì, Sicuri di vincere. sì, assolutamente. Allora, diamo un risultato, dai, magari dopo li giochiamo all'otto, insomma, quando viene Basta un punto, basta uno, non c'entra, non serve tanto, uno. chi deciderà la partita? Come chi? Che ci sarà magari un giocatore che va... No, Battistini, dai, è Rota, sì, sì. Ecco, è la seconda persona che mi ha detto Rota. Rota è fondamentale, sì. Ok, perfetto. Bene, ringrazio, vediamo se riusciamo a intervistare altre persone in diretta per Telefriuli, qua Screenshot. Buonasera, salve. Buonasera, salve. Un commento insomma su questa grande festa che c'è a Cividale. Speriamo che sia una grande festa, comunque già... Lo è già. Sì, esatto, già essere arrivati a questo punto è un risultato ottimo. Fa bene alla pallacanestro regionale il fatto anche che a Udine siano arrivati ai playoff, alla finale, vuol dire che il movimento c'è e si muove anche bene. Cividale io ho giocato un anno ai tempi che furono e quindi è sempre stata... È un motivo di orgoglio vedere adesso una finale per la Serie A. Esatto, e quindi diciamo anche a parte l'amicizia che mi lega a Lucia, ad Adriano, è sempre stata una piazza, come dire, molto, molto calda e partecipe, quindi se lo meriterebbero, ecco, un successo. La ringrazio, la clubhouse si è svuotata, noi adesso andremo all'interno del palazzetto già caldo, che è un vero catino con 2500 persone al seguito, pubblicità e poi ci collegheremo all'interno per il prepartita tra Gesteco Cividale e Vigevano per la contesa della Serie A2 Basket. Eccoci collegati, ve l'avevo promesso, dal palazzetto di Cividale, facciamo sentire un po' il tifo degli ultras del Gesteco, mancano 15 minuti all'inizio della partita. Allora, insieme a me, prima di tutto il giornalista Roberto Sanitti a commentare questa gara e poi Vittoria Blasig, che giocatrice da destra che giocherà in Spagna tra poco, quindi avrà una nuova esperienza. Prima inizio da te, Zanetti, cosa ci promette questa partita? Beh, sicuramente tantissime emozioni a gara 5, la partita senza domani, da qua si esce vivi o morti, cestisticamente parlando. Per Cividale, lo sappiamo, è un'occasione storica che andrebbe a completare anche un'annata trionfale per lo sport cividalese, visto che la Forum Iuli di calcio è salita in eccellenza. Si parte dal 2-2, Cividale sembrava spacciata quando era sul 2-1 per Vigevano, invece credo che abbia tutte le carte in regola per far sua questa bella. Chiaramente non sarà una partita facile perché Vigevano ha dimostrato di essere una squadra tosta, compatta, esperta, e quindi se mi chiedi un pronostico ti dico non lo so, spero che Cividale ovviamente... 1x2. È difficile, esatto. Dove si decide la partita? La partita si decide innanzitutto emotivamente, secondo me, e poi come sempre sui particolari, tenendo presente che ormai nel basket non basta più prendere 10-15 punti di vantaggio, perché con il basket oggigiorno si possono colmare anche i gap più importanti, e quindi nelle cose particolari, ma soprattutto con la testa, perché qua si vince con la testa, quindi non esaltarsi se vai avanti di più 15 e non deprimersi in caso di svantaggio. Vittoria, in questi momenti cosa serve quando giochi una gara decisiva? L'emozione è forte e secondo me saranno due squadre che lotteranno fino alla fine, sarà una finale molto bella da vedere, speriamo anche vincano anche per orgoglio, così il prossimo anno ci sarà la possibilità di vedere il derby Apu-Cividale. Senti, questa esperienza in Spagna? Sicuramente sarà una bella esperienza, soprattutto anche di vita oltre che cestistica, e la sfrutterò al meglio per migliorarmi sia cestisticamente che personalmente.
Ce le chiedo a entrambi, chi deciderà la partita? Cioè, nel senso, c'è un giocatore della Gesteco? Allora, per Cividale sarebbe facile dire Battistini perché è il giocatore più importante, però nelle ultime partite ha giocato molto bene Oenen, giocatore giovane che gioca a centro sotto canestro, quindi se ci sarà uno che la dovrà decidere spero sia lui. Per Vigevano sono un po' tutti, la minaccia non sai mai da dove arriva. Decisivo? Come dice lui, Battistini e anche Daniel che è un buon giovane, ha giocato bene, e anche Rota, secondo me è un giocatore di molta intensità, un buon playmaker. Allora, qua intanto iniziano io ringrazio Zanetti e Blasic per essere intervenuti alla trasmissione. Qui intanto potete ascoltare innanzitutto tra le urla degli ultras anche lo schieramento dei giocatori a centrocampo. Vengono chiamati direttamente i giocatori ospiti del Vigevano, lo ricordiamo, siamo in gara 5 e ora la presentazione della Gesteco, magari l'ascoltiamo insieme. Questa invece è la Europa Gesteco Cividale, il cognome, tutti insieme, con il numero 5, Luigi, con il numero 6 capitano, Adrian, con il numero 7, Alessandro, con il numero 9, Angelo, con il numero 11, Aristide, con il numero 12, Leonardo, con il numero 14, Matteo, con il numero 18, Alessandro, con il numero 23, Giampaolo, con il numero 33, Enrico, con il numero 34, Daniel, il nostro allenatore Stefano. Assistano Giovanni Gelometta e Marco Milan, gli arbitri della partita sono i signori Giuseppe Scarponi Palmi, provincia di Reggio Calabria, e Fabrizio Sodiano di Torino. Una vera presentazione, insomma, in stile americano per questa gara, insomma, la merita tutta, perché guardate quanta gente che è venuta a trovare. Ci saranno solo pochi posti liberi, ci hanno detto solo 100 su una capienza di 2700 persone, ce ne sono 2500, quasi tutto esaurito per questo appuntamento con la storia. Guardiamo anche l'arrivo della fanfara, insomma una grande festa. Vediamo di beccare qualcun altro. Signora? Allora, c'è qualcuno che ovviamente timidamente si allontana, però sicuramente qualcuno mi dirà salve, per Telefriuli siamo in diretta qua per la gara, questa gara che potrebbe consacrare la salita in A2. Prima di fare l'intervista sentiamolo in italiano, mi sembra più che doveroso, no? Al centro della parquet c'è anche il falco.
l'Aquila, scusate, l'Aquila come l'Aquila delle Eagles Cividale. Allora, lei è Sono emozionato? della RAI, scusami. Sono un collega della RAI. Emozionato? Emozionato? Beh, speriamo una vittoria, dai, siamo qua che ci contiamo. Chi decide questa gara? Dove si decide la gara? Sotto il canestro? Sì, sotto il canestro, a rimbalzo. Senta, allora mancano 2 minuti. Emozionato immagino. Non ti sto sentendo letteralmente, quindi l'atmosfera mi sembra che sia giusta. Speriamo di non continuare così a sentirti e a vedere delle cose. Anche a sudare. E anche a sudare, va bene tutto. Bene, allora mancano solo 2 minuti. Chiedo alla regia se siamo ancora in collegamento per un minuto, l'ultimo minuto. Ok, 3 minuti ancora prima di dare il collegamento di nuovo alla regia. Andiamo a sentire altre persone, andiamo a sentire qualche signore, insomma, giusto per sapere qualche sensazione inizio gara. Sensazioni di inizio gara, sensazioni. È un'emozione perché è un momento importante per tutta la città e quindi come vedi sono tutti gli spalti pieni perché tutti tifiamo per la Gesteco. Allora, Francesco Snidero, chiedo di inquadrare la coppa nel mezzo, è la coppa che verrà consegnata a chi vincerà questa gara 5. Ormai qua è una bolgia completa. È difficile ormai anche se poter fare questa diretta. Gli arbitri a centro gara nel frattempo provano il pallone da basket che sarà per la contesa della fatidica palla 2 che verrà decretata tra pochi minuti. Vedete anche tutta la passione di Cividale qui per questa gara storica che potrebbe consegnare alla Gesteco Web Basket Cividale la fatidica Serie A2, un'attesa da 2 anni, un'attesa sarebbe anche meritata. Le ultime immagini le facciamo vedere dai ragazzi dello spogliatoio, direttamente dalla panchina della Gesteco, che si stanno preparando per la prima palla 2. Inizierà esattamente tra 20 secondi. Da Cividale è tutto, vi ripasso la linea allo studio, Screenshot torna domani per un'altra puntata, grazie, arrivederci.